Ben arrivati chi ci segue da casa e chi invece è qui in presenza. Siamo a Villa Fabris, a Tiene, e diamo il via di un'iniziativa realizzata da GAL Montagna Vicentina e finanziata da Camera di Commercio di Vicenza, nell'ambito del progetto Turismo. L'iniziativa ha poi il patrocinio di OGD Pedemontana Veneta e Colli e OGD Terre Vicentine. Il tutto, questo è un tavolo di lavoro che vuole dare il via proprio ad un'operatività che sarà funzionale alla prossima programmazione 21-27 proprio di GAL Montagna Vicentina. Allora, io farò solamente il passaparola, eccoci qua, e prego il sindaco di Tiene, Giovanni Casarotto, di portare un suo saluto, visto che ci ospita come padrone di casa. Grazie. Sì, buongiorno a tutti i partecipanti. Anche questa volta speravamo di farla, diciamo così, in presenza. Purtroppo la situazione del Covid-19, Covid-20, speriamo che non diventi anche Covid-21, ormai ci sta accompagnando nella vita di tutti i giorni e dobbiamo fare sempre i conti con questa situazione. Ma noi siamo più forti del Covid e andiamo avanti. E come è già stato detto, ringrazio anch'io il GAL Montagna Vicentina, il Presidente e ovviamente anche la Camera di Commercio col Presidente che è qui con noi, perché questa è un'iniziativa che dovrebbe soprattutto guardare al futuro. È un'iniziativa importante, mi fa piacere che abbiate scelto Tiene come location e Villa Fabris come punto di partenza per questo bel convegno. Ecco, non è una sfida facile, non è una sfida semplice, perché è chiaro che c'è la volontà, la voglia, anche la grinta di provare. Dobbiamo però confrontarci con realtà di altra montagna che magari è qui vicina a noi, perché se non avessimo il Trentino e l'Alto Adige probabilmente sarebbe ancora più valorizzata la nostra realtà. Però è ovvio, quando ti metti a confronto con queste realtà devi essere in grado di competere e quindi di avere più fantasia, più capacità organizzativa, più bellezza diversa da dare, perché le Dolomiti sono uniche, quindi non è che possiamo inventarci qualcosa di diverso. Però anche noi abbiamo i nostri borghi, abbiamo le nostre belle montagne, abbiamo i nostri palazzi, abbiamo i nostri castelli, abbiamo le nostre strade e le colline del vino, abbiamo tante bellezze e tante realtà da valorizzare. Ecco, io mi auguro che la montagna vicentina possa finalmente ripartire e i lavori, gli impegni che sta facendo anche l'altopiano di Asiago e tutto quello che sta avvenendo in quella realtà è di buon auspicio e di buon viatico per il futuro della nostra realtà. Ecco, mi auguro che questo sia soprattutto utile per i giovani, che ci siano giovani che hanno voglia di ripartire, di rimettersi in discussione e di tornare a valorizzare la nostra montagna. Ecco, speriamo anche che magari i lupi e gli orsi vadano in Trentino, ecco, e che ci lasciano lavorare un po' più tranquillamente qui da noi, visto che abbiamo anche un problema legato a questo. Ecco, io mi fermo qui, ripeto, Tiene non è una città di montagna, però è una cittadina di passaggio dove si scende dalla montagna per andare nella pianura e si sale dalla pianura per andare in montagna, quindi deve essere anche Tiene un centro di accoglienza che aiuta chi vuole andare verso la montagna a vedere cose belle e cose utili. Io ringrazio ancora tutti e do la parola a chi viene dopo di me. Grazie, grazie signor Sindaco. Di territorio e di turismo si occupa chiaramente la Camera di Commercio. Abbiamo con noi Giorgio Xocato, Presidente della Camera di Commercio di Vicenza, che ringraziamo per la presenza e preghiamo di portare un saluto e un contributo. Certo, grazie a tutti per l'invito, grazie al GAL, grazie al Sindaco Casarotto per l'accoglienza. E riflettevo proprio sulle belle parole che il Sindaco Casarotto ha appena detto, cioè questa vicinanza con i nostri amici trentini ci deve come dire, servire come stimolo. Loro operano molto bene, noi abbiamo tutte le possibilità per fare altrettanto bene, perché come diceva, e non voglio ripetere chiaramente, come diceva il Sindaco Casarotto, abbiamo anche noi le nostre asset, le nostre attività, le nostre bellezze, che sono
diverse, ma non hanno niente da invidiare anche a quelle bellissime dei nostri vicini. Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, mi piace ricordarlo, è evidentemente vicina a questo mondo di montagna, mondo di turismo, mondo di agricoltura, mondo di cultura naturalmente, è molto vicina perché è un mondo che alla fine ci appartiene. È un mondo dove noi tutti, credo, affondiamo le nostre radici, perché tutti veniamo dalla natura, tutti veniamo in buona parte, in buona sostanza, anche proprio dai nostri monti, dalle nostre colline. E rappresenta evidentemente un settore importante per se stesso, per il numero di aziende, per le potenzialità che esprime e che soprattutto può esprimere, e per tutta una serie di ricadute che evidentemente legate al mondo della montagna, al mondo del turismo, al mondo del tempo libero, evidentemente generano e si focalizzano su tanti altri settori del nostro terziario. Parlando di turismo più specificatamente, ricordo che comunque la provincia ha un numero considerevole di imprese, di piccole, solitamente e mediamente sono piccole imprese, sono quasi 7.000 comunque, iscritte al nostro registro imprese, quasi 20.000 occupati, quasi 20.000 persone ruotano attorno, insistono su queste 7.000 aziende, chiaramente distribuite un po' tutto sul territorio commerciale. Il valore che generano è interessante perché è un valore aggiunto a dati del 2018, che sono gli ultimi disponibili, di quasi 800 milioni di euro. Ecco, oggi ci troviamo di fronte a questo flagello. È evidente che dobbiamo non solo gestire, ma anche lavorare per una ripartenza, per ripensare al nostro prodotto turistico, per azionare nuove leve di marketing territoriale. Cito a memoria due soli dati per come dire, calarci nella realtà, per molti versi drammatica, del momento. Presenze turistiche in provincia di Vicenza. Allora, primo semestre 2019 circa 1 milione di presenze, vuol dire pernottamenti sostanzialmente. Primo semestre 2020, quindi prima dell'estate, comunque primo semestre del 2020 480.000, quindi un calo di oltre il 50%. Ma si può e si deve ripartire. Camera di Commercio è vicina, abbiamo i nostri bandi, già nel 2020 abbiamo disposto 2 bandi, uno per le piccole imprese a sostegno dei piccoli investimenti che le singole imprese possono fare, ha avuto molto successo, è stato esaurito, è già stato chiuso, e uno a sostegno, inserito nel nostro bando unico annuale, a sostegno delle organizzazioni come il GAL, come le associazioni di categoria, come gli altri enti, che operano in maniera più strategica, coordinata e condivisa sul territorio. Ecco. Quindi il mio messaggio è questo, di assoluta vicinanza agli operatori del settore. Scatenate la vostra progettualità, poi in qualche maniera insomma noi penseremo ad appoggiarvi anche finanziariamente e da un punto di vista anche burocratico amministrativo, ma oggi è il momento di ripensarci al modo di fare impresa, al modo di presentare i nostri prodotti e soprattutto al modo anche di comunicarli. Quindi grazie ancora, io credo sarà una giornata, una tavola rotonda, una conferenza molto interessante e noi siamo a disposizione. Grazie. Grazie Presidente. Abbiamo con noi anche Dino Panozzo, Presidente di GAL Montagna Vicentina, che inizierà spiegando a tutti che cos'è il GAL e che cosa, come lavora, come opera. Grazie. E intanto vorrei ringraziare comunque prima di tutto Villa Fabris per l'ospitalità che ci dà oggi e anche a Tiene naturalmente col suo sindaco, e un grazie alla Camera di Commercio e al Presidente della Camera di Commercio.
Il GAL. Il GAL è una società che lavora sul territorio di tutta la montagna vicentina, di tutti i comuni della montagna vicentina. È una società dove sono rappresentate le categorie economiche, gli enti locali. I nostri soci sono, voglio anche ricordare poi la provincia, l'Università di Padova e tutta una serie di associazioni che operano all'interno del territorio. La politica del GAL, il GAL sente e incontra la gente del territorio, sente l'esigenza della gente del territorio e si fa portavoce proprio per fare un assunto e poi accedere ai fondi comunitari, perché ricordo che il GAL è finanziato con fondi comunitari tramite la Regione Veneto, e appunto porta le istanze della gente che vive sul territorio, delle imprese, delle associazioni che vivono sul territorio. Questa è la nostra mission, diciamo. Per quel che riguarda oggi vorrei rubarvi un minuto perché essendo nato in montagna ricordo benissimo cos'è la montagna negli ultimi 50 anni. Fino agli anni 60 dalla montagna emigravano gran parte della nostra gente, quindi non c'era possibilità di rimanere e di vivere in montagna. Poi dagli anni 60 in avanti ha cominciato il turismo, l'edilizia, forse anche esageratamente qualche anno, intorno prima del 2000, però ha portato ricchezza alla montagna, ha fatto sì che la gente della montagna non prenda più la valigia ed emigri all'estero, come avveniva prima. Negli ultimi anni stiamo assistendo appunto a una riscoperta anche della nostra montagna, ma chi un attimino gira nel territorio, prima ha accennato il Presidente della Camera di Commercio, anche i nostri vicini del Trentino, dell'Alto Adige, eccetera, si accorge che il turismo non è più possibile come gli anni 60 che arrivi da solo senza essere invogliato, eccetera. Dobbiamo anche dare dei servizi, fare accoglienza nella maniera consona. E questo ci vede un po' più penalizzati, siamo un po', secondo me, un po' fortemente anche in ritardo rispetto ad altre aree, sia competitor nostri vicini di casa, Trentino, come ho detto prima, eccetera, ma anche con, se guardiamo un po' più in là, con l'Austria, con la Slovenia, eccetera. Quindi ecco che ben accetto questo ciclo di conferenze che ci porterà sicuramente a fare un'analisi di quello che abbiamo, ma anche uno sprono a capire cosa possiamo fare per richiamare turismo, per far vedere le nostre bellezze. Prima il sindaco di Thiene accennava a tutte le peculiarità, ma la montagna vicentina è un qualcosa di fantastico. Per partire dalle montagne, i percorsi, abbiamo tutti i percorsi anche della Grande Guerra rispetto a altre aree da riscoprire. Ma abbiamo anche la parte collinare che è bellissima anche quella, se ricordo musei, prima accennava addirittura anche al vino, eccetera. Beh, partiamo dalla zona di Valdagno Montecchio, diciamo, e andiamo fino a Bassano con delle colline stupende. Dobbiamo far conoscere la nostra montagna e noi che operiamo o i nostri colleghi, soci che operano nel territorio a essere consapevoli di quello che abbiamo e riuscire a dare quelle infrastrutture, quel modo corretto, diciamo, di accogliere i turisti che vengono nel territorio. Ripeto, qua io abito nell'altopiano di Asiago e l'ho già detto in altre occasioni, forse siamo un po' più fortunati di altre aree montane della provincia di Vicenza. Credo che dobbiamo fare uno sforzo anche per far crescere, come ho detto prima, l'Alta Valle dell'Agno, Recoaro, Valli del Pasubio, Tonezza, Posina. Ci sono zone un po' più disagiate rispetto all'altopiano, ma che sono assolutamente belle. Quindi ci rimbocchiamo le maniche tutti assieme e cerchiamo di far vedere quello che abbiamo di bello e essere pronti ad accogliere i turisti. Grazie. Grazie al presidente di GAL Montagna Vicentina. Passiamo adesso la parola a due presidenti delle OGD che incidono su questo territorio. Ricordiamo, per chi non fosse così tecnico del mestiere, OGD vuol dire Organizzazioni di Gestione della Destinazione
E cominciamo con i collegamenti da remoto. Darei la parola a Nicolas Cazzola, presidente della OGD Pedemontana Veneta e Colli. Buongiorno a tutti, grazie. Saluto il sindaco, saluto il presidente del GAL, saluto il presidente della Camera di Commercio e tutti i partecipanti a questo convegno e vi ringrazio anche per la possibilità che date all'OGD. Come si diceva appena adesso, cos'è l'OGD? È appunto l'organizzazione di gestione della destinazione. È un organismo riconosciuto dalla giunta regionale, è un organismo territoriale, è costituito da diversi soggetti pubblici e privati per la gestione integrata della destinazione turistica e la realizzazione unitaria delle funzioni di informazioni, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica. L'OGD Pedemontana Veneta e Colli, quindi è una delle 16 organizzazioni turistiche che abbiamo in regione. Ne fanno parte 52 comuni della Pedemontana veronese e vicentina, enti territoriali e anche associazioni di categoria. Da dicembre del 2019 è nata l'associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli, che ha sede a Thiene. Io sono il presidente e abbiamo un direttivo, abbiamo dei soci, è il braccio operativo dell'organizzazione turistica e ha 29 comuni soci, consorzi del Proloco e associazioni di categoria. Siamo composti da 3 uffici IAT, l'ufficio di Thiene, l'ufficio di Tonezza e l'Onigo che è in fase di apertura. Cosa facciamo? Partecipiamo a manifestazioni fieristiche e naturalmente capite che quest'anno la maggior parte delle manifestazioni è saltata. Siamo comunque appena tornati dal TTG di Rimini di cui abbiamo partecipato. Realizziamo progetti in collaborazione con enti territoriali. In questo periodo, da primavera e estate, abbiamo lavorato nella promozione, come diceva anche il Presidente della Camera di Commercio, nella destinazione attraverso la realizzazione di video, trasmissioni TV, promozione nei social, Facebook e Instagram, attraverso un'immagine coordinata e una newsletter settimanale. Poi quello che facciamo quotidianamente è l'implementazione del DMS. Il DMS è uno strumento che, messo a disposizione gratuitamente dalla Regione Veneto alle destinazioni turistiche, è già utilizzato, visto che dobbiamo copiare, è giusto anche copiare le cose che funzionano dagli amici trentini, e questa è una cosa che funziona in Trentino, è affidata dalla ditta austriaca Ferratel ed è un strumento completo che può gestire il booking delle strutture turistiche o ricettive, di alberghi, hotel, bed and breakfast e locazioni turistiche. La nostra destinazione cosa fa? Carica giornalmente tutti questi eventi, luoghi di interesse e sta lavorando d'intesa con le oltre 250 strutture turistiche ricettive per il caricamento di tutte le attività. Queste informazioni le trovate sul sito visitpedemontana.com, ma la cosa importante è che a cascata si trovano fino al sito della Regione Veneto, che è www.veneto.eu. Quindi permettetevi, nei minuti che mi rimangono di intervento, di poter fare una riflessione sul momento che stiamo vivendo. Il bicchiere mezzo vuoto è il bicchiere mezzo pieno che ci ha portato il Covid. Naturalmente il bicchiere mezzo vuoto possiamo starne qua a parlare fino a tarda sera. Sappiamo che il Veneto fatturava 18 milioni di euro nel settore turismo, oggi sono stati persi molti, più o meno sui 35.000 posti di lavoro. Le presenze dell'OGD erano circa 500.000, erano in aumento, quest'anno vedremo cosa succederà, avete sentito prima alcuni numeri e a fine anno vedremo un attimo i dati ufficiali. Comunque l'estate è stata un'estate diversa, molto frequentata nella Pedemontana, con escursioni, con le bici, abbiamo appena aggiornato, grazie alla provincia di Vicenza e Camera di Commercio, il sito con i percorsi ciclabili, pedemontanabike.it, l'enogastronomia e qual è il bicchiere mezzo pieno che ci ha portato il Covid? In un intervento dell'assessore Caner, in un webinar che abbiamo organizzato proprio in periodo di lockdown,
L'assessore citava Einstein dicendo che nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità, questa era la citazione dell'assessore. E tornando al sistema DMS, noi con il sistema DMS stiamo cercando di cambiare rotta al turismo. Non vogliamo e non possiamo delegare a società estere con sede estera, le famose OLTA, Booking, Expedia e via dicendo, di portarsi via l'utile che è generato nel nostro territorio. Con le OGD, con il DMS, si ha un ruolo centrale nel riorganizzare il nostro modello di accoglienza ed avere il controllo sul territorio. E il DMS è utile perché? Perché è possibile costruire l'offerta turistica dall'arrivo in aeroporto dei turisti al giro in Maiga, quindi è importante per questo. E sicuramente due prerogative necessarie nel prossimo periodo per organizzare quelle che non sono più le ferie, ma sono esperienze di viaggio, saranno la sicurezza e la salute. Vivremo sicuramente un turismo diverso, un ecoturismo, mi piace chiamarlo così, con la base, la salvaguardia dell'ambiente, un turismo che parte dalla comunità e nell'estate appena trascorsa ci siamo abituati ad un turismo di prossimità, ad un turismo lento, slow, alla riscoperta dei luoghi meno noti della Pedemontana e del Veneto. Dicevo prima, siamo tornati dalla fiera TTG di Rimini e la nostra ragazza che abbiamo mandato in fiera mi ha raccontato che principalmente al desk, cosa che non succedeva nelle altre fiere dove eravamo abituati a agenzie estere o a persone che abitavano nelle altre regioni, si sono fermate prevalentemente persone, quindi agenzie e turisti, che erano interessati alla Pedemontana in quanto veneti, quindi veneti che cercavano nella Pedemontana, quindi cercavano di rimanere nel posto dove abitano, appunto a conferma di questo turismo lento e questo turismo slow. Bene, grazie veramente dell'opportunità e buon lavoro. Grazie al Presidente Nicola Scazzola, grazie di questa testimonianza che ci porta molto, molto direttamente sul tema, ne ha elencati diversi di questi aspetti del tutto quello che mettiamo sotto il cappello generale di turismo sostenibile. L'ultimo saluto, pregherei Leonardo De Marzo, che è Presidente OGD Terre Vicentine, che so essere collegato, di dare il suo breve saluto, che poi arriveremo direttamente al vivo della discussione. Grazie a tutti per i contributi e passo la parola a Leonardo De Marzo. Buongiorno a tutti, ringrazio per lo spazio dedicato anche all'OGD Terre Vicentine. Saluto il sindaco Casarotto, il presidente della Camera di Commercio Soccato e il presidente del GAL Panozzo. Per un brevissimo saluto, tanto la parte accademica l'ha già espletata il mio collega Nicolas, che saluto più che volentieri, un secolo che non ci vediamo. Siamo tornati a fare riunioni su Zoom, che ormai è diventata prassi più che consolidata, anche se io sono amante delle riunioni in presenza. Volevo portarvi solamente un piccolo contributo quello che significa montagna per la provincia di Vicenza. Io sono consigliere delegato della provincia di Vicenza all'accoglienza turistica e quindi parlo un po' meno di OGD, ma parlo più come territorio, come provincia di Vicenza in chiave di sistema, non tanto politico-amministrativo, perché tanto al turista non interessa assolutamente niente dei confini di un comune rispetto ad un altro, ma quanto a tutto quello che vuol dire provincia di Vicenza. La montagna sappiamo bene che è un valore, abbiamo un altopiano di Asiago che è meraviglioso ed è uno dei punti di forza di questo territorio. Come diceva prima anche Nicolas, ma anche il sindaco Casarotto, abbiamo un territorio molto vasto e molto pluritematico, che non è un problema. Non è un deficit, anzi è un motivo di ricchezza, ma è anche un motivo di sacrificio e di impegno. Perché? Perché dobbiamo concentrarci su un'offerta turistica molto più ampia di altri territori. Va organizzata, va gestita attraverso anche gli strumenti della Regione Veneto che ha elencato prima anche Nicolas, ma va trovato soprattutto un punto di incontro tra di noi, tra gli attori che devono sviluppare questo tipo di azione sul territorio. Abbiamo un periodo
difficilissimo. Non vi sto a raccontare quello che sapete già, che vivete già in prima persona, perché molti di voi sono operatori del settore, li vedo con piacere, saluto anche Michela, che è un pezzo che non ci sentiamo, ma ti prometto che adesso ti richiamo appena finiamo qua. È un momento incredibile. Non vi dico, sono andato io giù a Rimini a vedere lo stand della DV Bike, il progetto provinciale sulla promozione turistica a livello bici, e ho visto uno stand che mi ha lasciato più che sbigottito, emozionato più che sbigottito. Il consorzio Proloco Vicenza Nord. Il consorzio Proloco Vicenza Nord ha preso uno stand per la prima volta nella sua storia, raggruppando 7 comuni dell'area nord della città di Vicenza, ed erano lì a presidiare la fiera, ok? Entusiasti, estremamente volenterosi e con l'emozione negli occhi di voler promuovere un territorio anche in un momento di questo tipo. L'unica cosa da fare è questa: anche in un momento di difficoltà dobbiamo riorganizzarci, credere nel territorio, perché è l'unico modo per andarne fuori. Questo momento di stasi, adesso stiamo ritornando a fare riunioni su computer piuttosto che, speriamo di no, perché paventano anche un prossimo lockdown. Deve essere un momento di riflessione nostra interna tra gli attori che regolano il territorio e i GAL. Questo è un invito al presidente Panozzo e anche a Sandonà. Ritroviamoci, ripensiamo alle nostre partnership, rinnoviamo dei protocolli, attualizziamoli, cerchiamo di dare più spinta e più supporto possibile, anche grazie alla Camera di Commercio che è sempre in prima linea con i bandi, per un settore che ha bisogno di organizzazione prima che di risorse. Il territorio l'abbiamo, l'impegno ce lo mettiamo, quindi il mio auspicio è che si ritorni velocemente a promuovere il territorio insieme. Grazie. Grazie Leonardo De Marzo. Con questo auspicio passiamo la parola a chi diventa più operativo in questa tavola rotonda, che vuole proprio dare l'avvio ai lavori sul tema del turismo sostenibile. In collegamento abbiamo Valeria Minghetti, che è responsabile dei progetti di ricerca di CISET. CISET è il Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica. Buongiorno a tutti. Buongiorno Valeria. Non so se mi vedete perché mi dice che il video è stato interrotto dall'ospite, quindi eccomi qua. Devi riattivarlo. Ecco, adesso la vediamo. Buongiorno, ben arrivata. Sì. Bene, buongiorno a tutti. Grazie dell'invito, grazie del coinvolgimento operativo in questa iniziativa. E ringrazio anche chi mi ha preceduto, perché devo dire che molti temi sono già stati posti sul tavolo, quindi diciamo che facilitano il mio intervento. Il mio compito è quello di introdurre appunto i temi che verranno trattati nei webinar e di fare un po' da cerniera, quindi tra le introduzioni che sono state fatte e poi le esperienze, le case history di 3 operatori che lavorano sul territorio, quindi che potranno dare degli esempi concreti di come si può lavorare in modo sostenibile, e che quindi spero possano essere di auspicio e anche di ispirazione per gli operatori locali. Ora vado a condividere rapidamente lo schermo, spero che si veda. Ecco, prima di entrare diciamo nel tema che è già stato accennato da molti che mi hanno preceduto, dal discorso appunto della sostenibilità e dell'importanza che la sostenibilità nel turismo, vorrei richiamare 2 numeri perché chi mi ha preceduto ha già citato, cioè 2 numeri che sottolineano l'importanza economica e sociale che il turismo ha a livello mondiale, ma anche a livello nazionale e locale. In questa slide voi vedete riassunti dei numeri che vi danno la dimensione del fenomeno in termini diciamo fisici, come diciamo noi, quindi il numero di turisti che si spostano, e in termini economici, partendo da sinistra verso destra a livello mondiale, europeo, italiano, veneto e a livello di montagna veneta. Quindi vedete molto rapidamente noi abbiamo avuto 1,5 miliardi di turisti che si sono mossi a livello internazionale nel 2019 per una spesa, quindi un fatturato complessivo di 1.320 miliardi di euro. Chiaramente l'Europa è una delle principali destinazioni anche proprio per la struttura
amministrativa, quindi ci sono moltissimi scambi tra un paese e l'altro, quindi l'Europa concentra il 51% degli arrivi mondiali e il 39% del fatturato complessivo. L'Italia è una, come sappiamo bene tutti, è una delle principali destinazioni, non solo a livello europeo ma a livello mondiale. Ecco, nei dati dell'Italia e del Veneto vedete un'informazione in più, quindi non solo trovate il dato sui turisti internazionali, ma trovate il dato anche molto importante, ed è stato citato già da chi mi ha preceduto, proprio nel 2020, del turismo domestico. Quindi vedete, l'Italia ha avuto 65 milioni di turisti internazionali e 66 milioni di turisti italiani nel 2019, per un fatturato di 110 miliardi di euro. Il Veneto è sicuramente una delle principali destinazioni, soprattutto per il turismo internazionale. Quindi abbiamo avuto 20 milioni di turisti, di cui 13 milioni provenienti dall'estero, 7 milioni di turisti italiani e un fatturato che supera i 17 miliardi di euro. La montagna veneta complessivamente, vedete, concentra circa il 5,6% degli arrivi complessivi a livello veneto. Qual è la situazione attuale? Valeria, scusa un'interruzione tecnica, se puoi condividere lo schermo con la visualizzazione a schermo intero. Sì, riprovo, ecco, perché prima non mi era partita, grazie, scusate. Grazie, perfetto. Prego, prego. Ecco, chi mi ha preceduto ha già citato i dati del 2020. Ecco, questi sono gli ultimi pubblicati dalla Regione Veneto, che coprono il periodo gennaio-luglio. Quindi vedete, la flessione complessiva del turismo a livello regionale è stata del 65%, sia in termini di arrivi che di presenze. La montagna veneta, quindi complessivamente la montagna, in relazione a questi dati provvisori, sembra il comprensorio che ha retto meglio la crisi, perché tra gennaio e luglio si stimano un calo del 37% degli arrivi e del 28% delle presenze, contro, per darvi un confronto, il meno 73% degli arrivi e il meno 67% delle presenze nelle città d'arte. E come citava anche il Presidente Cazzola prima, c'è stato un aumento molto evidente del turismo intraregionale, quindi di scambi tra una regione e l'altra, anche a livello veneto, non solo, anche dello spostamento tra regioni limitrofe, che ha in parte, diciamo, compensato il crollo della domanda straniera. Dove stiamo andando? Allora, gli ultimi scenari pubblicati dall'Organizzazione Mondiale del Turismo, che vedete nel grafico, appunto danno tre ipotesi, dalla più ottimista, che è una ripresa del turismo a livello mondiale nella seconda metà del 2023, un livello intermedio che è la fine del 2023 e lo scenario più pessimistico che dà una ripresa complessiva a fine 2024. Dati questi numeri, allora, perché parlare di sostenibilità? Come vedete, il titolo dice niente di nuovo sotto il sole. È vero, di sostenibilità ne stiamo parlando da anni, ormai è diventato un termine quasi di moda. Se pensate, ad esempio, che il processo per la creazione della propria Carta Europea finalizzata a promuovere il turismo sostenibile e responsabile da parte della Commissione Europea è stato avviato all'inizio del 2010-2012. Il problema è che cos'è? Che la crisi globale che è stata generata dalla pandemia, già come il virus si è diffuso, ci ha fatto capire che è ancora più importante lavorare in maniera seria sui temi della sostenibilità a vari livelli, non solo a quello turistico. E come vedete a destra è citata proprio una frase, diciamo uno slogan che l'Organizzazione Mondiale del Turismo ha coniato: la sostenibilità deve essere la nuova normalità, nel nostro modo di vivere, ma anche nel modo di fare turismo. Cosa si intende? Qual è la definizione? Tanto per parlare, diciamo, con un linguaggio comune. Cosa si intende per turismo sostenibile? Allora, secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo, è un turismo che ha piena coscienza dei suoi impatti che sono attuali ma sono anche potenziali, quindi che ricadranno sulle generazioni future. Impatti che il turismo ha sul territorio dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale e dal punto di vista ambientale. Un turismo che poi viene incontro alle esigenze dei vari attori coinvolti, quindi visitatori da un lato, imprese dall'altro, ambiente e comunità locale. Chiaramente realizzare questo concetto ha delle implicazioni.
Innanzitutto un uso ottimale delle risorse, quindi la valorizzazione del patrimonio e della biodiversità, come ha citato chi mi precedeva, appunto la montagna veneta, la montagna dell'Alto Vicentino ha un suo valore intrinseco. Secondo aspetto, il rispetto dell'identità socioculturale del territorio e delle comunità locali, quindi la conservazione del patrimonio e delle tradizioni, favorendo anche uno scambio di culture e anche la tolleranza. E assicurare ovviamente un ritorno economico di lungo termine che garantisca però benefici economici che siano distribuiti tra tutti gli attori coinvolti, che diano occupazione e quindi anche opportunità di guadagno per le comunità, perché come si diceva, per esempio, citato bene prima chi mi ha preceduto, la montagna è una terra di emigrazione, quindi chiaramente il turismo ha un ruolo fondamentale nell'evitare lo spopolamento e alleviare situazioni di arretratezza economica. Ma per far funzionare tutto questo c'è bisogno di qualcosa, e anche i presidenti delle ODG che mi hanno preceduto hanno già citato. Quindi una partecipazione informata e consapevole di tutti gli attori, quindi fare rete su questo e avere una leadership che porta avanti queste istanze. Quindi creare consenso tra gli operatori pubblici e privati. Agire in un'ottica di sostenibilità tenendo conto che è un processo, un learning by doing, quindi si inizia un processo e lo si porta avanti, monitorando anche i risultati raggiunti e gli impatti volta per volta, in modo da introdurre delle azioni correttive o preventive se necessario. Terzo e ultimo aspetto, un'attenzione alla soddisfazione del turista e a garantire appunto un'esperienza significativa del territorio, però rendendolo consapevole, quindi rendendo consapevole il turista dei problemi legati alla sostenibilità e quindi stimolandolo a perseguire forme di vacanza che siano coerenti con questi concetti. Allora, chiaramente la sostenibilità è un tema fondamentale per tutte le destinazioni. Come diceva prima il Presidente Cazzola, in un'epoca in cui la sicurezza, il distanziamento sociale e l'autonomia, i movimenti di vacanza stanno diventando delle variabili fondamentali nella scelta del turista, chiaramente la sostenibilità è un tema imprescindibile per le destinazioni più popolari, quindi agire in un'ottica di gestione di flussi e di promozione di prodotti e esperienze che valorizzino gli aspetti che abbiamo visto è appunto cruciale per la sostenibilità e la competitività delle città d'arte come alcune località balneari e montane del Veneto. Però secondo me l'approccio alla sostenibilità deve diventare un imperativo e quindi un vantaggio competitivo anche per le località minori, cioè partire col piede giusto, quelle località che cominciano a affacciarsi adesso sul mercato turistico. Prima si citava appunto l'esempio dei comuni della zona del nord del Vicentino, ecco, che si sono presentati a TTG. Ecco, sfruttare, diciamo, l'opportunità che la nuova clientela sta manifestando di ricerca di luoghi tranquilli, come diceva uno scrittore inglese, far from the madding crowd, cioè fuori dalla pazza folla, chiaramente è una grossa opportunità anche per queste destinazioni minori. Quindi, detto questo, chiaramente la sostenibilità a varie anime. Il Presidente Cazzola le ha già citate alcune prima. Sono varie anime ma che sono molto correlate tra di loro. Quindi vedete il turismo esperienziale, il turismo lento, il turismo responsabile, il turismo accessibile. Nella slide vedete citate diciamo alcune definizioni per spiegarli. Quindi per esempio il turismo esperienziale è il turismo portato avanti da un turista che cerca un'esperienza unica, irripetibile, un'esperienza che sia partecipata attivamente da parte del soggetto, che gli consenta di ampliare le proprie conoscenze e di entrare in contatto con la natura, la cultura e l'identità locali. Il turismo lento è un'espressione del turismo esperienziale che ha come core dell'esperienza il movimento, il viaggiare lento, con vari mezzi, a piedi, in bicicletta oppure a cavallo, per esempio. Il turismo responsabile, come sicuramente Paola Peretti ci spiegherà molto meglio successivamente, è un turismo che viene attuato secondo i principi di giustizia sociale e economica e che ha un focus fondamentale sulla comunità locale ospitante, che diventa protagonista dello sviluppo del proprio territorio. E non ultimo il turismo accessibile, cioè dobbiamo portare avanti una logica di turismo che può essere praticato da tutti, anche da persone che possono avere delle disabilità permanenti o temporanee, perché a tutti noi può capitare temporaneamente di avere dei problemi,
Disabilità che possono essere visibili o nascoste. Quindi il turismo accessibile indica quell'insieme di strutture e servizi che consentono a queste persone di viaggiare e fare vacanza in condizioni di autonomia, di sicurezza e di comfort. Mi avvio rapidamente alla conclusione, quindi tutto questo fa da sfondo appunto ai 2 cicli di incontri che abbiamo pensato insieme al GAL Montagna Vicentina, un primo ciclo di 4 incontri che è destinato agli operatori della filiera turistica e anche a giovani che hanno già una preparazione in ambito turistico, e il secondo ciclo invece di 2 incontri che è invece destinato agli amministratori e ai tecnici. Io faccio scorrere le slide, non mi dilungherei sui temi perché nella brochure è stato ampiamente, diciamo, descritto i contenuti, quindi partiremo a fine ottobre con il primo ciclo che è quello destinato agli operatori, con un primo, diciamo, webinar introduttivo sull'evoluzione del mondo turistico pre e post-Covid, e poi i 3 webinar successivi si focalizzeranno appunto sulle tematiche che abbiamo visto in precedenza. Il secondo ciclo invece, quello destinato agli amministratori, avrà un primo webinar che riassumerà sostanzialmente i temi fondamentali che sono stati trattati nel primo ciclo, mentre il secondo focalizzerà su un tema specifico, quindi riuscire a dare delle indicazioni su come intervenire a livello locale per supportare uno sviluppo turistico che sia coerente con i principi della sostenibilità. Quindi verranno trattati una serie di temi, tra cui le principali linee di azione che possono essere attivate, dalla qualificazione e l'innovazione dell'offerta, alla creazione di reti di impresa, allo stimolo alla nuova imprenditorialità, alle start-up turistiche, a un quadro sul sistema turistico regionale, su tutti gli interventi, diciamo, gli strumenti che la Regione mette in campo per supportare queste iniziative. Io vi ringrazio e mi fermo qui. Siamo noi che ringraziamo Valeria Minghetti per questo contributo e per aver ricordato che a breve inizieranno proprio questi webinar. Vi ricordo che tutte le informazioni sono disponibili sul sito montagnavicentina.com, che è il sito di GAL Montagna Vicentina. Quindi per tutti i dettagli fate riferimento a quel posto. Passiamo adesso a delle esperienze concrete, perché questo deve essere un tavolo operativo che dà proprio il via ad una collaborazione tra i soggetti che hanno a che fare con il turismo. E chiamerei Carmen Gurinov, che è dell'agenzia Viaggiare Curiosi, so che è in collegamento. Sì, eccomi, buongiorno. La sentiamo e la vediamo, ben arrivata, ben arrivata. Con Carmen Gurinov possiamo parlare di turismo sostenibile. La vostra esperienza si rifà alla zona dei Colli Euganei e la vostra specializzazione è proprio nel proporre itinerari che valorizzano il territorio attraverso esperienze di lentezza. Sentiamo. Esattamente. Grazie. Sì, esattamente. Sono partita già con la condivisione dello schermo. Intanto, ecco, vi dico 2 parole su di me. Possibile a schermo intero, così vediamo meglio. Ci provo. Va bene? Perfetto. Perfetto. Ok, allora premessa che sono cittadina, ho doppia cittadinanza, sono nata in Romania, quindi vivo da molti anni in Italia, mi sono laureata in geografia all'Università di Padova e per quello il titolo di oggi è Viaggiare Curiosi, agenzia di turismo sostenibile in bici, a piedi e in barca, ma è sempre collegato alla geografia, alla mia formazione. Sostanzialmente abbiamo ufficio a Montegrotto Terme, alle Terme Euganee. Io vivo nel piccolo comune di Battaglia Terme, poi l'assessore alla cultura e turismo Michela Bottaro vi porterà la sua testimonianza, e quindi un attimo così per capire la mia origine e le basi, diciamo. La Viaggiare Curiosi, l'agenzia di turismo sostenibile di cui sono titolare, è proprio una start-up nata da un progetto CISET e siamo ai 2 anni e mezzo di vita, quindi abbiamo aperto la sede, l'agenzia a marzo 2018, però io già da prima, da alcuni anni, facevo l'accompagnatore qui nella zona delle Terme dei Colli Euganei, quindi accompagnavo in bicicletta, a piedi, in barca, e avevo già, diciamo,
posto un po' le basi di una rete di operatori, perché c'era un gran bisogno, a dir la verità, questo io l'ho notato in maniera molto, molto chiara, c'era un gran bisogno di qualcuno che collegasse i vari operatori. E per cui questa agenzia è stata veramente la mia occasione, e abbiamo aperto l'ufficio e siamo un piccolo tour operator che appunto ha sottoscritto a sua volta la Carta Europea del Turismo Sostenibile assieme a degli altri operatori privati qui della zona, e ci siamo anche, a dire la verità, costituiti in un piccolo comitato che si chiama Voce Ugane, e stiamo portando insomma dei progetti, anche dei pacchetti legati al turismo esperienziale assieme. Quindi vedete dove ci troviamo: Terme Euganee, le più antiche d'Europa, nel Parco Naturale dei Colli Euganei. Qui faccio anche qui così una breve premessa. Tutti quanti in Italia e all'estero conoscono il nome di Terme Euganee, un mercato turistico ormai maturo che ha conosciuto la sua fase di successo un po' di tempo fa, e adesso sinceramente ha i suoi problemi. È un mercato appunto maturo che ha bisogno di essere un po' ringiovanito, un po' ecco, reso un po' più frizzante, diciamo. E pertanto l'OGD qui del territorio si è data proprio il nome Terme e Colli Euganei, e quindi anche se i territori veramente delle Terme dei Colli Euganei sono geograficamente attaccati, però hanno sempre avuto destinazioni, motivazione di viaggio differente, diversa, per cui la gente alle terme arrivava per i trattamenti con il fango, per la balneoterapia, mentre sui colli sta iniziando già da un po' ad arrivare per la bicicletta, per l'enogastronomia, per la natura e così via. E per cui per far crescere i colli, farli conoscere meglio e per rendere più frizzante quelle che sono le Terme Euganee storiche, abbiamo deciso di chiamarci direttamente Terme Colli Euganei, e quindi si sta lavorando su questo fronte qua. Ecco. Allora, arriviamo un po' a noi, a Viaggiare Curiosi. Noi facciamo turismo sostenibile e Valeria Miglietti ci ha proprio dato le definizioni così accademiche e tutto quanto. E anche per noi il turismo sostenibile è la stessa cosa. Noi sì, operiamo tutti i giorni, ed è infatti un rispetto per la comunità locale, dove la comunità locale è protagonista dello sviluppo turistico, nel senso che non ci può essere turismo sostenibile in un territorio in cui una grande agenzia magari di turismo, non lo so, americana, viene con i suoi operatori e cala dall'alto delle cose, per cui il turismo sostenibile deve coinvolgere chi abita quel territorio, altrimenti non direi che non ci sono le premesse. Sicuramente è un'opportunità per il futuro e un rispetto non solo per la comunità locale, ma per i viaggiatori stessi, perché il turismo sostenibile si fa con i piccoli numeri. Quindi noi per esempio lavoriamo pochissimo, abbiamo lavorato pochissimo con il cosiddetto turismo dei pullman, no? E quindi poi dopo vi dirò cosa abbiamo fatto quest'anno, però noi eravamo già partiti con i piccoli gruppi, con attività outdoor, per cui è un rispetto nel viaggiatore, nel senso che è diverso quando la guida ha di fronte 50 turisti o ha di fronte 20 turisti per interagire, e quindi dico solo questo. Però mi collego alla domanda in basso allo schermo: il turismo è un settore o un sistema? Questa è secondo me una cosa molto interessante a cui collegarsi. E come sappiamo, i nostri turisti arrivano in aereo, in macchina, eccetera, quindi hanno modo di provare, no, i servizi aeroportuali di Venezia, così via, poi si spostano in un albergo, qui alle Terme Euganee, poi mangiano al ristorante, però si trovano sulle loro tavole i prodotti agricoli
per esempio degli agricoltori, dei Colli Euganei, il vino dei Colli Euganei, e il giorno dopo magari prende il giornale dal giornalaio, per cui il turismo è veramente, cioè, siamo tutti noi. E anche le figure che possono sembrare come dire, lontane al mondo del turismo, alla fine sono quelle figure quotidiane che accolgono, ed è molto importante che anche un giornalaio, un qualsiasi, insomma, persona che può sembrare estranea deve essere preparata in un certo senso, no, all'accoglienza, e questo il turista lo sente. Allora, noi facciamo molto turismo in bicicletta, e qui avete anche, magari così nelle foto, vedete, potete capire un po' anche i target diversi. Noi frequentiamo moltissimo le piste ciclabili in piano del Veneto. Avete sulla destra in alto una foto dell'anello ciclabile dei Colli Euganei, quindi piste ciclabili in piano, adatte un po' a tutti, alle famiglie, agli amici, alle persone di tutte le età, mentre poi c'è un segmento che sta crescendo moltissimo anche sui Colli Euganei, la mountain bike, e noi abbiamo a disposizione dei nostri clienti una cinquantina di biciclette, metà muscolari, metà elettriche, quindi le cosiddette e-bike, e offriamo così servizi un po' a 360 gradi, perché siamo forniti, oltre alle 50 biciclette, di carrello per il minivan con cui trasportiamo le biciclette e seguiamo i nostri gruppi, e durante la loro vacanza abbiamo appunto 2 minivan con cui facciamo anche transfer di persone, e siamo attrezzati un pochino a 360 gradi. E come vi dicevo, pedaliamo spesso in pianura, ma pedaliamo spesso lungo i canali d'acqua, perché il Veneto è ricchissimo di canali artificiali, di fiumi naturali. Qui voi vedete una carta idrografica di questo territorio dove noi operiamo di più. Vedete Battaglia Terme. Vedete Battaglia Terme qui, in Montegrotto non è lontano dove mi trovo io adesso. Qua in quest'area qui ci sono i Colli Euganei, e queste tutte sono vie fluviali alimentati dal Bacchiglione che voi vedete in verde, che scorre fra Vicenza e Padova. Ecco, queste sono tutte vie fluviali, molto trafficate, molto usate in passato, e cosa c'entrano con il turismo? C'entrano, e come? Perché il turismo oggi può essere un modo di rilanciare queste vie fluviali, non più per il turismo, per il trasporto vero e proprio delle merci, perché vi ricordo che lungo queste vie fluviali venivano trasportate merci fra i Colli Euganei e Venezia, e il ricco mercato di Rialto, perché tutti i cereali, la barbabietola da zucchero, il riso, il vino euganeo, quindi le botti di vino, l'olio di oliva, la giugiola di Arpa Petrarca, il carbone che producevamo sui Colli Euganei, ma anche legname che poteva scendere dalle vostre parti, da Vicenza, dai prealpi di Vicentini, potevano proprio così fluitare lungo le vie d'acqua e arrivare a Battaglia Terme e poi anche all'Arsenale. Quindi tutta una serie di merci che partivano da qui e arrivavano a Venezia, ma fra le più importanti la pietra vulcanica estratta dai Colli Euganei, la trachite, che andò poi a pavimentare Piazza San Marco e a rafforzare anche con i famosi murazzi, l'isola di Pellestrina e Lido. Vedete il collegamento che c'era strettissimo in passato fra i Colli Euganei e Venezia. E queste vie d'acqua ricchissime oggi accompagnano durante la pedalata. Vedete com'erano prima, con i burci che portavano tutte queste merci che vi ho raccontato prima. Questo è Battaglia Terme. Guardate la ricchezza di barche che c'era, pazzesca, il canale era pieno di vari tipi di imbarcazioni, e oggi questa è Battaglia Terme, il canale è vuoto di imbarcazioni, ve lo faccio notare.
per cui un patrimonio importantissimo, ma purtroppo che presenta tanti problemi, e qualcuno, Valeria Minghietti anche prima, lo ricordava, che il turista va comunque coinvolto anche negli aspetti critici. Nel senso che anch'io, quando adesso vi farò vedere delle foto delle escursioni in barca, quando abbiamo sporcizia sui canali e qualche volta ci troviamo addirittura al canale ostruito da questa sporcizia, e ci sentiamo in grande imbarazzo, però non lo nascondiamo, perché noi vogliamo parlare di questa cosa. E quindi riportare all'attenzione di tutti quanti i problemi che ci sono, ma anche agli occhi dei turisti o visitatori locali, per cui vanno tutti coinvolti e va parlato di questa cosa, e assolutamente assieme si deve cercare una soluzione. Quindi i canali d'acqua, un patrimonio abbandonato con canali sporchi, argini spesso insomma senza manutenzione, pontili in cattive condizioni, barcaioli che nel secondo dopoguerra diventano da barcaioli operai delle industrie dei capannoni veneti, e inizia lì appunto nel secondo dopoguerra tutto il traffico in autostrada lungo, insomma, però i canali restano vuoti e le barche finiscono sull'erba. Quello che stiamo provando a fare noi a Battaglia Terme, ma non solo, assieme a delle associazioni di Voga alla Veneta, è creare lavoro, e quindi come dire, raccontare questi canali guardando al futuro. Il commercio della trachite non si fa più, l'estrazione della pietra non si fa più, i canali insomma non sono più usati come vie di trasporto, vie commerciali, però possiamo fare turismo, possiamo fare qualcosa comunque, e quindi possiamo chiamare le guide locali a raccontare ai turisti in barca questa storia, perché è bellissima, e possiamo coinvolgere, e lo stiamo facendo, produttori di vino biologico, agricoltori, remieri, il Museo della Navigazione Fluviale, per appunto creare queste esperienze di lentezza in barca. Qui siamo a Padova assieme all'altra remiera, che è la Rarinantes, che ha un centinaio di anni di storia, e non solo è un'esperienza turistica ludica, ma come vi dicevo i turisti proprio hanno la possibilità anche di interagire con i vogatori, quindi i vogatori sono, pensate, dei volontari, no? Che spendono, magari ci dedicano ore del loro tempo libero, però lo fanno con grande piacere, con grande passione, perché il turismo sostenibile rafforza l'orgoglio locale, quindi si sentono importanti e si sentono orgogliosi del proprio paese e del territorio in cui vivono. Qui siamo a Padova sotto la Specola durante lo stesso tour, e quindi ecco. Gli attori, ecco appunto, gli attori, così, alcuni degli attori di queste esperienze, come vi dicevo, il Circolo Remiero Il Bisato di Battaglia Terme, che recupera imbarcazioni venete in legno a remi, quindi con il compenso che il circolo riceve da parte nostra, da parte dei turisti, loro recuperano queste barche, sensibilizziamo residenti ed istituzioni per il rispetto dei canali vene di un territorio vivente, quindi che fa parte di noi. Poi finiamo il nostro tour in barca di fronte a questo meraviglioso Castello del Cataio, che anch'esso è collegato alle vie d'acqua perché il suo nome Cataio è la casa sul taglio delle acque, e quindi finiamo con una visita guidata qui. Della Rarinantes cosa vi dico? Organizzano, come anche i remieri di Battaglia Terme, le lezioni di voga alla Veneta. Ricordo che la voga alla Veneta è uno sport di fatto, però è una cosa unica al mondo che si pratica solo a Venezia e nel Veneto, e quindi gli inglesi per esempio remano stando seduti, dando la schiena alla direzione in cui vanno, e hanno bisogno sempre di una persona in più che li guidi rispetto alla direzione, mentre qui a Venezia, essendo nato questo sport sui canali stretti di Venezia, si doveva stare in piedi. Ecco,
E credo che il mio tempo sia quasi esaurito, giusto? Questa è solo una foto. Grazie, io ringrazio veneziano che andiamo Carmen Gurinov per questo racconto che diventa anche molto appassionante, per la verità, e che ci fa scoprire appunto tutte le possibilità per valorizzare i nostri territori locali. Passiamo la parola, salutiamo Carmen Gurinov di Viaggiare Curiosi. Grazie. Diamo la parola a Marta Meneghini, che è una guida ambientale escursionistica e ci parlerà di un turismo esperienziale legato proprio alle esperienze nella natura. Marta fa parte del gruppo di guide Naturalmente Guide. La vediamo già in collegamento. Buongiorno a tutti. Buongiorno, bentrovata. Grazie. E vorrei che ci raccontasse un pochino di questo vostro modo di fare turismo, e poi so che c'è anche un riferimento alla creazione di reti di impresa, che è un altro tema molto importante. Grazie. Allora, ditemi se si vede. Si vede, dovresti condividere schermo intero. Ecco, se riusciamo a tenere l'orologio una decina di minuti in modo da dare tempo anche a tutti gli altri ospiti. Certo. Grazie. Allora, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. L'esperienza che vi illustro io adesso in 10 minuti è ciò che noi facciamo come guide ambientali escursionistiche nella zona a fianco alla vostra, cioè siamo nel Trevigiano. Due parole veloci su chi sono. Io sono una biologa e una guida abilitata che opera anche nel settore museale da tanti anni e che ha effettuato anche dei corsi di formazione post laurea, tutti comunque incentrati prevalentemente in ambito faunistico, quindi sono prevalentemente una zoologa, mi occupo quindi di animali. E che cosa faccio? Faccio delle escursioni guidate, delle passeggiate sia su richiesta sia calendarizzate, delle visite guidate ai musei naturalistici della zona e ai parchi, prevalentemente la zona comunque sfociamo nel Bellunese, attività con le scuole, questo prima purtroppo prima del Covid, adesso purtroppo la situazione è un po' drammatica, educazione ambientale in generale, corsi di formazione, negli ultimi anni anche molto team building nelle aziende, che è una nuova porta, diciamo, che si è aperta, e divulgazione scientifica. Dove opero? Opero nella zona prealpina che arriva fino quasi nel confine vicentino del Monte Grappa e nella parte verso anche il Friuli, Consiglio e zona Alpago, scendendo poi nelle aree collinari sottostanti e qualcosa in zona pianeggiante nella provincia proprio di Treviso, le sorgenti del fiume Sile, e nell'area di mare vicino a Caorle. Quando? Sempre. Sempre, anche se ovviamente c'è una preferenza nelle stagioni quelle più calde, ma piano piano abbiamo visto si sta scoprendo moltissimo, ad esempio l'autunno e anche il periodo invernale per camminare, perché in realtà è l'ideale, perché d'estate, nonostante sia appunto bel tempo, fa molto caldo e quindi è un aspetto negativo quando si cammina. E quando sia di giorno ma anche di notte, nel senso che organizzo delle uscite anche notturne con la luna piena o nel periodo magari delle stelle cadenti ad agosto e a dicembre. Che target ho? Un pochino di tutto, nel senso che abbiamo sia residenti quindi in giornata, sia turisti che pernottano, escursionisti, famiglie. Adesso quest'anno con la situazione sanitaria generale abbiamo avuto il boom di residenti che si muovevano in giornata e volevano effettuare delle uscite all'aperto, e invece il numero di turisti che avevamo in prenotazione, soprattutto perché io opero anche nella zona delle colline UNESCO dall'anno scorso entrate tra Conegliano e Valdobbiadene, purtroppo in questo caso qui c'è stato un totale crollo degli accessi, delle prenotazioni.
E come opero? Questo è un punto a cui io tengo moltissimo, con 3 punti che devono essere basilari in tutte le attività, cioè etica, rispetto e sicurezza. Etica e rispetto per il luogo che si va a visitare, soprattutto se è un luogo magari molto delicato a livello ambientale e naturalistico, e sicurezza per chi passeggia con me, per chi cammina con me. Questi sono proprio 3 punti importantissimi. E un esempio che è molto attuale è, ad esempio, in questo periodo si è appena concluso la stagione degli amori dei cervi e è veramente un'emozione poterli andare ad osservare e ad ascoltare, ma va fatto con una serie di criteri e di indicazioni ben precise proprio per non arrecare disturbo a questi animali in questo periodo molto delicato. E con chi lo faccio? Non sono da sola, non ce la farei, e ho quindi 3 splendide colleghe, siamo in 4, tutte laureate, tutte munite di patentino, e siamo distribuite nel territorio. La collega più a ovest si trova a Crespano del Grappa e poi sono io quella più a est, appunto al di sopra del comune di Conegliano e nel comune di Tarzo. E non siamo soltanto noi 4 ad operare, ma abbiamo creato una rete di collaboratori senza i quali noi faremo fatica a fare quello che facciamo. E questi operatori sono in primis esperti e specialisti in diversi settori, ovvero archeologi, storici, gli astrofili quando usciamo a vedere le stelle, guide turistiche che collaborano con noi. Adesso c'è anche, prima Carmen ne parlava, c'è molto l'interesse per le attività in e-bike, quindi con istruttori, noi usciamo con gli istruttori e-bike, eccetera, eccetera. E vi faccio alcuni esempi. Se io non collaborassi con una insegnante di yoga non potrei fare questo, cioè non potrei fare la passeggiata unendogli anche l'attività di yoga. Oppure usciamo con l'e-bike, ma siccome io non ho il patentino per l'e-bike mi affianco a un istruttore e-bike. Dei lama parlerò dopo, perché è uno degli esempi di attività esperienziali che abbiamo ideato. O ancora collaboriamo con parchi avventura o parchi didattici che ci permettono di unire l'attività di passeggiata con un elemento in più per arricchire la giornata. La gente ha voglia di mangiare, unire l'aspetto enogastronomico è fondamentale, e quindi ristoranti con cui collaboriamo, malghe, attività del servizio delle malghe, rifugi in quota, e poi anche piccoli produttori locali che nel turismo rurale che vendono prodotti proprio fatti da loro. E poi con chi collaboriamo? Con B&B e hotel per il pernotto, agriturismi, dalle mie parti dove il prosecco impera, le cantine con le degustazioni, ma anche gli uffici yacht che adesso promuovono anche delle uscite dove noi guide veniamo pagate, ma i partecipanti alle passeggiate no, quindi gratuite, agenzie di viaggio e anche pro loco con le varie iniziative che fanno sul territorio. E ci siamo resi conto in 20 anni di lavoro che fare rete è assolutamente essenziale e fondamentale per la promozione del territorio. E vi porto velocemente alcuni esempi, possiamo chiamarli pacchetti, tra virgolette, che noi abbiamo ideato nel tempo per questo che io chiamo il nuovo turista. Perdonate se magari i termini non sono magari correttissimi, ma ovvero un turista che adesso ricerca delle cose diverse rispetto a qualche anno fa, e secondo me queste sono le parole chiave. Un turismo slow, siamo tutti stressatissimi e corriamo durante tutta la settimana, la gente ha bisogno di rilassarsi e andare con calma, ha voglia di provare delle esperienze nuove e originali e anche di emozionarsi. E poi l'emozione comunque è una cosa, è un aspetto soggettivo, ma ci deve essere. La gente ha bisogno di un reale contatto con la natura, perché secondo me manca, soprattutto nelle grandi città,
E il Covid ha accelerato moltissimo questo aspetto qui del contatto con la natura. Alla gente piace moltissimo i racconti local, gli storytelling, le curiosità del territorio che sta visitando. Il cibo, questo non si leva mai, il cibo è un fondamentale ovunque. E poi l'aspetto della condivisione nei social. Alcuni esempi di attività che noi abbiamo ideato sono, ad esempio, noi gestiamo 4 lama e un'alpaca con cui noi effettuiamo delle passeggiate in ambiente dove le persone portano questi animali e devono stare al ritmo di questi animali, quindi un ritmo molto molto lento, e alla fine della passeggiata, a metà della passeggiata, c'è l'aperitivo in compagnia di questi animali. E questa, ad esempio, è un'esperienza che piace moltissimo ed è anche effettuabile in diverse aree, sia delle nostre colline che delle nostre montagne. Basta solo essere organizzati nel trasporto degli animali e avere qualcuno, una cantina, un bar, un agriturismo, un ristorante, che ha voglia di preparare un aperitivo da fare all'aperto. Poi in questo periodo che avevo già accennato, il bramito del cervo, con poi cena in locale tipico, dopo aver assistito al bramito. Una parte è il benessere in foresta, che adesso vado veloce perché ho poco tempo. È tutto un progetto anche dell'Università di Padova di effettuare delle uscite in foresta, perché si è visto che le uscite in foresta, come c'è scritto qui, la natura spegne lo stress. E quindi delle attività, si chiamano forest bathing e anche lo yoga, che permettono di favorire psicologicamente e fisicamente il benessere nelle persone. E quindi lo facciamo con i bambini, lo facciamo con gli adulti, facciamo lo yoga anche con l'abbinamento della tisana in abbinata, e oppure anche, vado velocissima e sono in chiusura, la passeggiata in quota con poi la tappa in malga per la degustazione del formaggio e anche per fare il formaggio, perché no, la passeggiata e la tappa in cantina con la degustazione in cantina, e qua ci sono tantissimi soggetti coinvolti, il team building aziendale, e qui veramente c'è un bisogno di una rete di collaboratori numerosissima per poter effettuare una giornata al pieno delle sue possibilità. Stelle, cena tipica. Arrivo all'ultima slide che mi premeva, che è questa: difficoltà e riflessioni. Che cosa abbiamo incontrato in questi anni come difficoltà nel creare questo? A volte mancano le strutture ricettive, non sappiamo dove portare le persone perché magari le strutture sono chiuse. A volte ci sono persone non qualificate né assicurate che operano sul territorio, volontari, gente del posto che accompagna il gruppo senza nessuna qualifica e magari si improvvisa guida in quel momento. La stagionalità, c'è un po' un preconcetto, un pregiudizio di favorire alcune stagioni rispetto a altre, quando in realtà il nostro territorio può essere veramente fruito per tutto l'anno. Il meteo, questo è un argomento per noi guide esterne, ma non lo possiamo ancora controllare. Le agenzie che in realtà hanno avuto grandi contatti con noi nel periodo del Covid, a maggio-giugno, ma poi a livello pratico non siamo riusciti a effettuare grandi collaborazioni con le agenzie sul territorio. Mi domando chissà come mai. Il marketing, giusto, cioè certe attività è giusto tenerle di nicchia o diciamo renderle un prodotto commerciale e fruibile ai più. E infine i social, terribili social, che se non selfie non sei, e questo a volte può essere un aspetto negativo. Ecco, grazie dell'attenzione, scusate la corsa. Grazie a Marta Meneghini di Naturalmente Guide. Direi che in questo caso la foresta spegne lo stress, ma interventi come questi accendono la creatività, che è quello di cui abbiamo bisogno. E vi ricordo che uno strumento importantissimo per questo fine sono proprio i webinar, che sono in partenza. Vi do qualche dettaglio tecnico. Sono in partenza la settimana prossima, con mercoledì 28 ottobre, quindi c'è ancora tempo per iscriversi. Lo potete fare
dal sito montagnavicentina.com, che è il sito di GAL Montagna Vicentina, anche chiamando al telefono lo 0424 63424, risponde il GAL e potete iscrivervi. Ricordiamo che questi sono webinar gratuiti e riservati a tutti gli operatori del settore e amministratori pubblici. Sarà un momento interessante per fare il punto su tante cose che stanno venendo fuori, sia come criticità e sia come opportunità, e quindi un buon momento di crescita per tutti gli operatori e per il settore. Grazie Marta. L'ultimo intervento con i casi vissuti, vita vissuta con successo nel settore turistico, vede protagonista Paola Peretti, è responsabile interna della programmazione di Viaggi e Miraggi e che è un tour operator esperto in turismo responsabile. Vediamo se abbiamo in collegamento Paola. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Eccomi qua. Prego, aspettiamo la tua testimonianza. Allora, grazie dell'invito. Io sono appunto Paola e assieme ai colleghi abbiamo un po' fondato a fine anni 90 questa all'inizio associazione che si chiama Viaggi e Miraggi, è una canzone di De Gregori, il titolo era nato un po' con questa idea. E cosa abbiamo cominciato a fare? Noi siamo nati all'interno di una bottega di commercio ecosolidale e con il tempo questo piccolo gruppo di volontari ambiva ad organizzare degli itinerari di viaggio collegati alle visite dei produttori che del commercio eco, insomma, facevano arrivare alla bottega, all'epoca era la bottega di Treviso, i prodotti. Quindi si organizzavano tour in Ecuador, in Messico, per visitare le cooperative che facevano e producevano il caffè. E, i primi prodotti del commercio eco erano caffè, cacao, i maglioni di lana, piuttosto che insomma, pochi prodotti che forse se qualcuno di voi si conosce, ma più o meno insomma, è abbastanza diffusa gli acquisti del commercio ecosolidale. Quindi noi siamo nati all'interno di una bottega per questo obiettivo, ma più che organizzare i tour per visitare le cooperative, all'epoca era nata la filosofia di fare del turismo alternativo, diverso, no? Quindi ci si trovava alle fiere insieme a questi operatori che come noi facevano viaggi un po' alternativi, quindi con una posizione di consumo critico molto importante, cioè il fatto che l'economia solidale piuttosto che il consumo critico, il viaggiare responsabile fossero tutti assieme presso queste fiere, erano fiere del commercio ecosolidale, fa la cosa giusta, eccetera. Attorno a questi tavoli ci hanno messi un po' tutti assieme e sono passati 20 anni. All'epoca si fondò un gruppo che si chiamava ITR, quindi l'Associazione Italiana di Turismo Responsabile. Quindi il turismo responsabile trova le radici, diciamo, molto tempo fa. Cosa succede? Che nel tempo la cosa ha preso forma, l'associazione è diventata cooperativa sociale, quindi noi al nostro interno ci siamo dati un approccio all'attività del turismo, partendo proprio da noi per i principi dell'uguaglianza, quindi la cooperativa anziché l'agenzia normale, il gruppo di persone, il consiglio d'amministrazione, e quindi la cosa è cresciuta con una forma giuridica di cooperativa. Questo è un grande, secondo me, primo punto che rende il progetto, perché a questo punto per noi è sia un'attività turistica ma è anche un progetto, più che questo, molto importante e diffuso nel tempo ed ha permesso a un gruppo numeroso di persone di lavorare e anche oggi in tempi molto duri di poter restare uniti e continuare insomma a provare, a sperimentare, a capire che cosa diciamo si può fare per contrastare questi tempi duri. Tempi duri perché, come immaginate, visto che vi ho parlato di Messico, Ecuador e altro, il nostro grande lavoro è stato nelle comunità del sud del mondo, quindi si parla dell'Asia, dell'Africa, di tutti questi paesi dove insomma le ONG, come diciamo alcuni attori piuttosto che le associazioni, gli ospedali, tutto quello che ruota nel mondo del sociale, ci ha permesso negli anni di far fare delle esperienze ai viaggiatori in questi paesi a 360 gradi, accompagnandoli in paesi che per loro sarebbe stato difficile conoscere al di fuori dalle rotte turistiche del turismo di massa,
accompagnandoli con un minimo di responsabilità legato all'impatto, no? Soprattutto sociale, che un viaggio di questa portata fa e continua a fare, insomma, a partire dall'aereo che si prende, no? Per visitare il paese di destinazione tutto il giorno, in questi tempi. Allora, il turismo estero adesso è fermo, Viaggi e Miraggi non ha mai smesso di fare turismo responsabile anche in Italia, perché quando siamo nati è vero che si faceva qualche viaggio all'estero, però eravamo molto piccoli, eravamo volontari, per cui grande attenzione all'epoca fu per le regioni dell'Italia, la bellissima Italia che diciamo era a portata, insomma, di un turismo anche all'epoca responsabile. Quindi le prime associazioni di donne che facevano l'artigianato in Sardegna, nella zona del Sulcis, piuttosto che l'albergo diffuso a Riace, dove c'è la Calabria, piuttosto che insomma tantissime altre realtà che legavano il turismo al sociale, che a noi interessava moltissimo sviluppare, no? Quindi queste sono le nostre prime attività sperimentate anche nel territorio italiano nazionale. E nel Veneto abbiamo sviluppato sì qualche attività, avevamo il lato azzurro di Venezia, piuttosto che itinerari legati sempre un po' al commercio ecosolidario, un po' alle associazioni di volontariato, ma sicuramente una grande attenzione al territorio, alla storia e a quello che, insomma, il viaggiatore trovasse diverso rispetto ad un tour comprato in una normale agenzia di viaggio. Quindi questo non è mai stato sviluppato a livello di catalogo a 360 gradi, è stato sviluppato a livello un po' più, diciamo, tematico, di riflessione, di spunto con i referenti del territorio. Noi abbiamo creato in questi anni, parallelamente all'attività estera, una rete italiana di turismo responsabile. Quindi abbiamo cominciato a far lavorare nel territorio. Parlava prima di me diciamo la referente dell'agenzia di Battaglia Terme e diceva che è importante rendere orgogliose le persone, no? Che vivono nel territorio, facendole lavorare, no? Anche per le attività del turismo. Questo è fondamentale per noi, a scanso, diciamo, anche di avere dei guadagni molto alti, e quindi cercando di fare più attività di rete, quindi sociale, più che di diciamo guadagno, perché quello era un po', diciamo, il viaggio all'estero che ci dà più, diciamo, ci permette un po' di più sostenibilità. Abbiamo creato questa rete che con molto entusiasmo ha creato diversi pacchetti. Se poi guarderete nel sito vedrete che abbiamo diverse attività, la transumanza in Abruzzo, in Campania abbiamo Napoli con tutti, diciamo, i progetti all'interno del centro della città, i quartieri spagnoli, eccetera. Non mi dilungo a dettagliare quello che facciamo in Italia perché è tanto e sicuramente vario, perché ecco, adesso che i remi li abbiamo un po' tirati in barca per quanto riguarda l'estero, abbiamo cominciato a riguardare, io mi occupo di Centro Sud America, per dire, quindi normalmente faccio, diciamo, andare le persone a Cuba piuttosto che a Lima, in Perù, e finalmente nella mia città di Padova ho riabbracciato tante associazioni, in realtà, che nel tempo chiaramente si sono un po' allontanate perché tempo per fare tutto non c'è stato. E quindi quelle poche realtà che magari nel tempo erano state un po' abbandonate, le abbiamo un po' recuperate. Quindi questa attività da marzo di quest'anno è stata questa, cioè di recuperare un po' di progetti, di incontri e rendere nel territorio, insomma, creare dei pacchetti turistici, degli itinerari, delle escursioni, delle giornate che potessero essere attente diciamo, al territorio. Non è un turismo troppo naturalistico il nostro, cioè sì, abbiamo tanti viaggi in cammino, adesso parleremo anche di biciclette, stiamo un pochino avvicinandoci al trekking, insomma ormai un paio d'anni al massimo che facciamo questo, perché ci vuole anche molta esperienza, molta capacità e come diceva prima Marta, è importante trovare nei territori le persone anche qualificate, che sappiano fare, che hanno anche studiato per arrivare, no, a certi livelli, si sono molto documentate ed è giusto secondo noi rispettare anche questa formula qua. Degli esempi del territorio che quindi ci stiamo un po' reinventando sono soprattutto di questi tempi passeggiate urbane all'aperto, quindi si cerca di camminare molto all'esterno, evitare i posti chiusi,
e sicuramente utilizzare associazioni. In realtà abbiamo contatti con la Lega Ambiente a Roma per la Garbatella, per gli orti sociali, piuttosto che qua a Padova, l'associazione Ammissi del Piovego, che sono un po' fratelli, cugini dei ragazzi che fanno, diciamo, della Rarinantes, no? Di cui si parlava prima, dei canali. Quindi il turismo lento, abbiamo l'incontro con realtà che lavorano per il recupero diciamo anche dei musei che sono meno conosciuti a Padova, quindi anche Lega Ambiente stessa che apre la Torre dell'Orologio, e quindi ci avviciniamo a loro per permettere ai nostri viaggiatori di vedere anche opere che sono più sconosciute. Quindi un'attenzione importante rivolta a quelli che sono gli attori del turismo, che finora sono stati sempre anche poco diciamo valorizzati. Per noi sono i principali attori. Quindi questo è lo sforzo che stiamo facendo, è un'opportunità, come si diceva all'inizio di questo incontro, esserci un po' fermati, appunto noi che facciamo l'estero, ma che sicuramente riprenderemo a fare, quindi sarà importante. Però ecco, aver messo il freno a mano su certe cose ci ha permesso di svilupparne altre, quindi si spera che tutti questi attori possano essere valorizzati al massimo. Siamo ovviamente una cooperativa, quindi siamo attenti e attivi a qualsiasi tipo di collaborazione anche con queste piccole realtà, e quindi questa è un po' l'opportunità che ci stiamo dando. Mi fermo qui, vi lascio lo spazio. Grazie. Un punto importante di cui parlavamo l'altro giorno era questo del concetto di turismo responsabile come turismo autentico, quindi il contatto con sia gli operatori ma proprio anche le persone, le esperienze che si possono vivere in maniera autentica sul territorio, che quindi lo caratterizzano. Per la questione della formazione e preparazione di tutti gli operatori, appunto un'occasione straordinaria, direi proprio sono questi cicli di webinar. Ricordiamo che sono tenuti dagli esperti del CISET, quindi si parla di alta formazione, che è fondamentale perché non è soltanto una preparazione iniziale, ma è proprio un apprendimento continuo che poi dà le capacità e gli strumenti anche per adattarsi ai diversi momenti storici come quello che stiamo vivendo. Vediamo che la creatività non manca, la progettualità neanche, quindi diamoci gli strumenti per portarla al meglio. E ricordiamo anche che i webinar sono due cicli distinti, uno per gli operatori e uno per gli amministratori pubblici, perché l'altra parte di soggetti coinvolti sono proprio le amministrazioni, dove devono svilupparsi anche lì delle competenze specifiche. Come caso di studio molto positivo abbiamo proprio il comune di Battaglia Terme e ci colleghiamo con Michela Bottaro, che è assessore alla cultura e al turismo del comune di Battaglia Terme, che ci racconta cosa hanno fatto in questa località. Michela? Forse non c'è il collegamento audio. Buongiorno, mi Eccoci. sentite? Buongiorno, prego. Buongiorno. Intanto grazie del gradito invito. Aspettate che abbasso il volume di qua, perché sennò... Grazie del gradito invito a questa interessante tavola rotonda. Vi porto anche i saluti del sindaco di Battaglia Terme, Massimo Momolo, che purtroppo ha avuto un imprevisto e non può essere collegato. Il mio contributo a questo incontro, dove si parla di turismo sostenibile, lento ed esperienziale, arriva dopo gli interventi degli operatori che ho seguito con attenzione e ai quali volevo fare i complimenti per l'impegno che mettono nella loro attività e anche la passione che trasmettono nel proporla. Io sono assessore al turismo da poco più di un anno in un piccolo comune della provincia di Padova, ai piedi dei Colli Euganei, Battaglia Terme. È il più piccolo comune per estensione territoriale della provincia. Il nostro comune aveva fino alla fine degli anni '80 la presenza di centinaia di turisti che arrivavano a Scaglione ogni 15 giorni per fare le cure termali nello stabilimento INPS che si trova all'interno del nostro parco cittadino, che è stato chiuso purtroppo definitivamente nel 1993. Il movimento di persone che arrivavano in paese da tutta Italia era fonte di ricchezza sia economica che culturale per il nostro paese.
La chiusura dello stabilimento e la contemporanea crisi di una grande fabbrica che era presente hanno visto pian piano lo svuotarsi del paese e un lento declino che ha portato Battaglia Terme quasi a perdere la sua vocazione turistica, con la chiusura tra l'altro di tutte le strutture ricettive presenti. Questa amministrazione comunale, che è in carica dal 2014, ha visto da subito, proprio nel turismo lento e sostenibile, la possibilità di far rivivere il paese e anche il territorio che lo circonda, anche grazie alla determinazione del precedente assessore al turismo Carmen Gurinov, che abbiamo prima ascoltato con la presentazione della sua attività. La stessa struttura fisica e geografica di Battaglia, che è ai piedi dei Colli Euganei e attraversata da vie d'acqua, si è dimostrata essere l'ideale percorso per il turista che ricerca spazi da vivere a piedi, in bicicletta e da noi anche in barca. Le piste ciclabili, in primo luogo l'anello dei Colli Euganei, poi i sentieri di trekking per le passeggiate, i canali navigabili, se ben valorizzati e mantenuti puliti e pubblicizzati, stanno diventando un valore aggiunto per un paese che vede crescere proprio in questo periodo difficile le sue presenze turistiche, che per il momento restano presenze di passaggio, ma che comunque portano turisti nei bar e nei ristoranti, nei locali della nostra realtà. Che cosa può fare un'amministrazione comunale per sostenere il turismo lento? Gli eventi culturali, gli eventi di richiamo chiamano sicuramente persone, ma il primo impegno è quello di rendere l'ambiente e il territorio il più sostenibile possibile. Sembrano banalità, ma vi assicuro che anche solo tenere pulito l'argine dove corrono le biciclette o le piste ciclabili, tagliare l'erba, è una cosa importante per il turista. Quando un turista, per esempio, va a visitare il nostro castello del Cataio, che sorge a Battaglia Terme, prima Carmen ne parlava, e che è considerata la reggia dei Colli Euganei, dal terrazzo vuole vedere il panorama a 360 gradi che lo circonda, coi colli, eccetera. Come amministrazione comunale ci siamo opposti fortemente alla costruzione nelle vicinanze, per esempio, di un centro commerciale. Si è battuta perché questo non succedesse, anche se ancora non è scritta l'ultima parola, perché c'è ancora un ricorso al TAR che tiene in piedi un po' la situazione. Però di sicuro non mancheranno le prese di posizione nette contro un consumo di suolo che in questo caso diventa veramente un problema. Le difficoltà per le amministrazioni pubbliche, soprattutto nei piccoli paesi, sono di carattere economico, ma anche gestionale a volte. Porto l'esempio del Museo della Navigazione Fluviale, di cui parlava Carmen anche prima. Un gioiello presente in paese che custodisce reperti di un mondo sconosciuto ai più, tante raccolte partite dai vecchi barcari di Battaglia, per tenere viva una memoria che era presente in paese in maniera forte e sentita. Battaglia viene anche chiamato il paese dei barcari, per esempio. Prima dell'avvento del trasporto su ruota, le vie d'acqua erano il mezzo più usato per il trasporto merci a Battaglia Terme, che sorge su uno snodo di canali, era un crocevia importantissimo per il mercato fluviale. La barca, il burcio per l'esattezza, era la fonte di lavoro e di guadagno per molti abitanti. Il Museo della Navigazione Fluviale era gestito dai vecchi barcari che avevano preparato questa raccolta, ma naturalmente purtroppo non sono eterni. Attraverso una convenzione tra Comune e l'associazione TVB, Traditional Venetian Boats, l'amministrazione comunale ha messo in piedi una gestione del museo in effetti portata avanti da privati. È un'associazione che da anni si occupa del recupero delle imbarcazioni tradizionali venete e che ora, dal 2015, gestisce il museo con un sistema di giovani guide preparate appunto dai vecchi barcari che hanno raccontato loro le storie e che loro adesso riportano ai visitatori, agli studenti, alle scuole che arrivano a visitare il nostro museo. Il museo è praticamente rinato grazie anche all'offerta dell'esperienza in barca. Si parlava di turismo esperienziale. I turisti cercano proprio questa cosa, arrivano al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme attraverso la barca e attraverso il passaggio di una conca di navigazione che fa un salto d'acqua di 7 metri perché unisce 2 canali navigabili. Il
compito in questo caso dell'amministrazione comunale è stato quello di appoggiare queste iniziative private che portano in effetti un valore aggiunto e con uno spirito imprenditoriale aiutano il rilancio del territorio. La buona volontà però e l'impegno a volte non bastano. Nel caso del Museo della Navigazione, la presenza del giusto livello d'acqua che permette la navigazione, la pulizia dei corsi d'acqua e la manutenzione dei pontili è un impegno gravoso. La gestione in questo caso spetta al genio civile e alla regione, ma compito di un'amministrazione comunale attenta è proprio quello di sollecitare questi enti, diciamo, superiori per una manutenzione dove non può intervenire direttamente. Dove però non può farcela appunto il comune, un comune soprattutto piccolo come il nostro, ma credo che il discorso possa valere anche per i comuni più grandi, vale sempre il famoso detto l'unione fa la forza. Prima ho avuto con piacere ascoltare i rappresentanti dell'OGD delle vostre zone. Battaglia Terme fa parte della cabina di regia dell'OGD Terme e Colli Ugani, che comprende tutti i 16 comuni che fanno parte del Parco dei Colli Ugani. Ha sempre appoggiato la politica dell'organismo regionale che cerca di muovere tutti insieme, di far muovere tutti insieme più comuni. Non possiamo più stare da soli, stare staccati o entro i limiti del nostro piccolo territorio. Le difficoltà, soprattutto per le piccole amministrazioni, sono evidenti. Si tratta in primo luogo di difficoltà economiche, sicuramente, ma anche di difficoltà strutturali. Ecco perché dicevo che l'unione fa la forza, soprattutto quando si parla di promozione turistica e non può che essere positiva e costruttiva. Per cui personalmente ho molta fiducia in questi organismi e auguro alle nostre OGD, ma anche a tutte le altre, di crescere e superare le oggettive difficoltà di partenza. Che questi organi OGD e anche GAL non possono mancare ormai in un momento come questo, come quello che stiamo vivendo, e credo non debba mancare nemmeno l'appoggio della Regione, che in questi organismi li ha voluti, e non deve far mancare al suo sostegno anche economico, se posso permettermi. Chiudo, voglio essere breve per non portare via tanto tempo, chiudo con un augurio a tutti gli operatori coinvolti, pubblici e privati. Questo periodo difficile può essere per il turismo, per questo tipo di turismo slow e sostenibile, un punto di partenza e uno slancio molto importante. Non dobbiamo perdere la fiducia e guardare al futuro con un occhio di riguardo, soprattutto per il nostro territorio, che è un patrimonio di tutti e va salvaguardato, penso, assolutamente senza riserve. Grazie. Grazie anche per questo messaggio conclusivo estremamente di fiducia. Darei per gran finale un saluto da parte del Presidente Panozzo, Presidente di GAL Montagna Vicentina. Intanto, perché qui le distanze rendono un po' più complicata l'interazione, se chi ci sta seguendo su Zoom vuole intervenire e fare qualche domanda ai relatori che abbiamo ascoltato fino ad adesso, può farlo scrivendo nella chat. Ah sì, va prenotata questa chat in modo da potergli dare la parola. Ecco. Vediamo se arriva qualche contributo. Intanto facciamo una riflessione con il Presidente GAL, perché direi che su questo appello dell'assessore direi che GAL, con tutto quello che comporta, quindi le OGD da una parte, la Camera di Commercio e la Regione dall'altra, c'è e sta operando. Credo che questa mattina abbiamo avuto esempio da tutte le testimonianze e rafforzata con l'ultimo intervento della signora proprio l'esigenza assoluta di fare rete con tutti gli attori che ci sono nel territorio. Ecco, a differenza poi delle varie zone, voglio ricordare per l'ennesima volta che la montagna, tutta l'economia della montagna ruota sul turismo. Quindi noi non abbiamo fabbriche, non abbiamo altre alternative. Quindi è necessario assolutamente sviluppare il turismo, lavorare tutti assieme, perché una volta si diceva ma il turismo era rappresentato dai ristoratori o da persone che avevano ambienti. No, il turismo lo fanno tutti gli attori del territorio e tutti sono necessari.
E un'altra cosa che voglio, ed è stata ricordata in qualche intervento, sono necessari perché anche la storia di quel territorio, la cultura di quel territorio deve essere conosciuta ed è un'attrattiva per il turismo. Molti turisti ci chiedono qual è la nostra storia, quali sono le nostre tradizioni, eccetera. Ecco, dobbiamo fare di tutto perché questo accada, ma soprattutto dobbiamo essere coscienti, ed è il tema di questo ciclo di conferenze, che dobbiamo avere una crescita del turismo, ma nella sostenibilità, quindi nel rispetto della natura, in tutto quanto. E voglio ricordare una cosa, come i nostri colleghi degli altri GAL del Veneto, noi come obiettivo GAL abbiamo l'obiettivo di far crescere socialmente ed economicamente il territorio che rappresentiamo. Questo è la nostra mission e lo dobbiamo portare fino in fondo. Ringrazio tutti gli interventi e passo la parola. Grazie. Grazie. Solamente per i saluti finali, mi dicono che non ci sono domande in questo momento, ma ci saranno occasioni per ulteriori confronti. Visto che il Presidente ci ricorda che il turismo lo fanno tutti i soggetti del territorio, quanto mai una formazione mirata, che non è più settoriale, che riguarda alcuni sì e alcuni no, è benvenuta. Quindi vi saluto. Ricordando ancora una volta di far riferimento al sito di GAL Montagna Vicentina, che è montagnavicentina.com, e c'è ancora possibilità di iscriversi a questi webinar. Prendiamo sempre l'aspetto che ci conviene di questa situazione. Il webinar consente una amplissima partecipazione, quindi potete accedere liberamente e inizieranno mercoledì 28 ottobre. Potete iscrivervi contattando GAL Montagna Vicentina. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questo collegamento Video Lab per la diretta streaming, e GAL Montagna Vicentina, che è rappresentata non solo dal Presidente Panozzo ma anche da Irene Gasparella e Marco Sandonà, che oggi stanno dietro le quinte ma che salutano tutti. A presto, allora speriamo di poterci vedere direttamente. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato da remoto. Arrivederci. Grazie, buona giornata. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie. Un saluto a tutti.